cominciare, ricorda che se non ti senti bene, se hai febbre, sintomi influenzali o sintomi respiratori, non iniziare ad allenarti. Contatta telefonicamente il tuo medico e segui le sue indicazioni. Inoltre, se soffri di una patologia cronica, per svolgere gli esercizi in sicurezza, ricordati di assumere correttamente la terapia quotidiana, di adattare l'intensità dell'esercizio alle tue capacità e di evitare esercizi che ti sembrino troppo impegnativi. Se hai ricevuto delle indicazioni precise dal tuo medico in merito all'attività fisica che puoi svolgere, svolgi solo l'attività che ti è stata indicata. Buongiorno a tutti, sono Giorgia, vi presenterò gli esercizi di oggi. Prima di partire, qualche buona regola. Ogni seduta di allenamento deve essere composta da alcune fasi principali. Riscaldamento. Ha l'obiettivo di preparare il corpo allo sforzo che andrà a svolgere e prevenire eventuali infortuni muscolari e articolari. Fase centrale. È la fase principale della seduta, in cui vengono fatti degli esercizi che stimolano le varie capacità fisiche del nostro organismo, tra cui resistenza, forza, mobilità, equilibrio. Defaticamento, che ha come obiettivo quello di ripristinare le condizioni fisiche iniziali di riposo. Allungamento muscolare, in cui attraverso esercizi di stretching, posturali e di mobilità si lavora sull'elasticità muscolare. Le nostre pillole saranno costituite da 5 esercizi ciascuna, da poter svolgere 2 volte al giorno in momenti separati della giornata, come mattina e pomeriggio. Esercizi di riscaldamento. Step curl. Cominciamo l'allenamento con un esercizio di riscaldamento che va ad attivare il sistema muscolare e il sistema cardiovascolare. Partiamo in piedi, con i piedi un po' più larghi rispetto alle anche. Flettiamo la gamba dietro portando il tallone verso il gluteo. Sentiamo il peso del corpo che si sposta da una gamba all'altra. Manteniamo le gambe sempre leggermente piegate e la schiena dritta. In base al nostro grado di allenamento possiamo modulare il ritmo di esecuzione. Se ce la facciamo, proviamo ad abbinare il movimento delle braccia. Teniamole piegate e ogni volta che solleviamo un piede, mandiamo i gomiti verso dietro. Manteniamo sempre e comunque i gomiti vicini al busto. Contraiamo l'addome per aiutarci a mantenere l'equilibrio e bilanciare il movimento. Ora aggiungiamo dinamicità al movimento per allenare la nostra coordinazione e avvicinarci alla fase centrale dell'allenamento. Partiamo con i piedi un po' più larghi delle spalle. Apriamo con un passo laterale grande, chiudiamo, apriamo di nuovo e portiamo dietro la gamba interna. Ripartiamo ed eseguiamo tutto dall'altro lato. Se ce la facciamo, proviamo a seguire il movimento con le braccia.
Fase centrale. Squat. Questo esercizio servirà a migliorare la forza delle nostre gambe. Partiamo in piedi. Posizioniamo i piedi a una larghezza leggermente superiore a quella delle spalle e con le punte rivolte un po' all'esterno. Posizioniamo le braccia incrociate in appoggio al petto, cercando di mantenere la schiena dritta. Lentamente iniziamo a piegare le nostre gambe facendo attenzione a non avanzare troppo con le ginocchia, ma piuttosto concentriamoci a portare indietro il bacino come se avessimo una sedia immaginaria dietro di noi sulla quale vogliamo sederci. Ripetiamo l'esercizio per 6-15 volte in base al nostro grado di tolleranza. Inspiriamo mentre pieghiamo le gambe ed espiriamo mentre ritorniamo in piedi. Durante l'esecuzione dell'esercizio cerchiamo di distribuire bene il peso su tutto il piede. In base al nostro grado di allenamento cerchiamo di piegare il più possibile le gambe, cercando di andare a formare un angolo di 90 gradi tra gamba e coscia, in modo che il bacino si trovi alla stessa altezza delle ginocchia. Riposiamoci 40 secondi tra una serie e l'altra ed eseguiamo 3 serie totali. French press singolo con bottiglie. Proseguiamo con un altro esercizio che allena la nostra forza. In questo caso i muscoli coinvolti sono quelli della parte superiore, in particolare i tricipiti delle braccia. Partiamo seduti su una sedia, con la schiena dritta ben staccata dallo schienale, per mantenere attiva la muscolatura del tronco. Prendiamo una bottiglia con la mano destra e distendiamo il braccio in alto. Riempiamo la bottiglia con la quantità d'acqua adatta in base al nostro grado di allenamento. Possiamo cominciare con una quantità ridotta per poi aumentarla progressivamente. Mettiamo la mano sinistra appena sotto il gomito destro per aiutarci a mantenere l'allineamento e la posizione corretta. Da qui portiamo la bottiglia verso dietro, come se volessimo farle toccare la spalla, e torniamo a stendere verso l'alto. Inspiriamo quando scendiamo, espiriamo quando saliamo. Ripetiamo l'esercizio per 6-15 volte in base alle nostre capacità. La posizione ideale è con il braccio destro perpendicolare al pavimento, ma se non riusciamo a mantenere questa posizione, possiamo tenere il braccio destro più inclinato avanti. Nell'esecuzione di questo esercizio è importante stare con la schiena dritta, evitando di inarcarla soprattutto a livello della zona lombare. Manteniamo il gomito rivolto verso avanti, stretto vicino al viso il più possibile. Se manteniamo correttamente l'allineamento della colonna vertebrale, possiamo fare lo stesso esercizio da in piedi, avendo cura di mantenere l'addome attivo nel corso di tutto il movimento. Recuperiamo per 20 secondi e ripartiamo con la seconda serie. In totale ne svolgiamo 3. Crunch a terra. Questo esercizio servirà a rinforzare la muscolatura addominale. Prendiamo un tappettino, mettiamoci in posizione supina con le gambe piegate e i piedi appoggiati a terra. Portiamo le mani dietro la nuca ed espirando solleviamo la parte superiore del busto, ovvero testa e spalle, e cerchiamo di sollevare anche le scapole, guardando le ginocchia. Torniamo in posizione di partenza inspirando. Per rendere l'esercizio più intenso possiamo sollevare i piedi da terra, in modo che le cosce siano perpendicolari al suolo. Se sentiamo fastidio al tratto lombare della schiena,
possiamo piegare le gambe a 90 gradi e appoggiare i piedi ad una sedia. Ripetiamo l'esercizio per 6-15 volte in base al nostro grado di tolleranza. Attenzione quando facciamo l'inspirazione a concentrarci sulla zona dell'addome e a far rientrare l'ombelico. Cerchiamo di mantenere sempre la stessa distanza tra mento e collo, come se avessimo una pallina appoggiata, che non dobbiamo né perdere né schiacciare. Riposiamo per 40 secondi tra una serie e l'altra. Eseguiamone 3 in totale. Defaticamento. Step curl. Concludiamo l'allenamento con una fase di defaticamento, con un esercizio che riprende quello iniziale che abbiamo svolto nel riscaldamento, fatto in maniera più lenta. Partiamo in piedi, con i piedi un po' più larghi delle anche. Flettiamo la gamba dietro portando il tallone verso il gluteo. Sentiamo il peso del corpo che si sposta da una gamba all'altra. Manteniamo le gambe sempre leggermente piegate e la schiena dritta. Se vogliamo possiamo abbinare il movimento delle braccia. Le terremo quindi piegate e ogni volta che solleviamo un piede mandiamo i gomiti verso dietro. I gomiti sono sempre vicini al busto. Contraiamo l'addome per aiutarci a mantenere l'equilibrio e bilanciare il movimento. Allungamento. Muscolatura posteriore. Questo è un esercizio di stretching con cui possiamo migliorare l'elasticità dei muscoli posteriori delle gambe. Partiamo in piedi con le mani in appoggio alla parete. Portiamo indietro il piede destro, mantenendo la gamba tesa e il tallone a terra. La gamba sinistra avanti è leggermente piegata. Il busto è leggermente inclinato in avanti. Manteniamo la posizione continuando a respirare regolarmente per almeno 30 secondi. Cambiamo lato e ripetiamo l'esercizio 2 volte. Allungamento. Tricipite.
Con questo ultimo esercizio miglioriamo l'elasticità dei muscoli tricipiti che abbiamo allenato nella fase centrale. Partiamo seduti su una sedia con la schiena dritta e ben staccata dallo schienale per mantenere attiva la muscolatura del tronco. Portiamo il braccio destro davanti al viso. Con la mano sinistra creiamo una leggera tensione spingendo verso dietro il braccio e l'avambraccio destro. Manteniamo la posizione continuando a respirare regolarmente per almeno 30 secondi. Cambiamo lato e ripetiamo l'esercizio per 2 volte. Ci vediamo alla prossima seduta di allenamento.